Concettapetti, oltre che invitarla sul palco come presidente del e anche l'avvocato Lombardi, non può mancare. Allora la voglio sul palco, oltre che presidente ovviamente del Village Music Club Academy, anche per questa estrema novità del Village Music Club. È una grande novità, ragazzi, sentite bene questo progetto. Io ho un po' il privilegio di chiacchierare con lei durante l'anno, quindi sono informata dei fatti. No? Come si chiama questa novità? Vediamo se sei informata. Ha un titolo questo concorso? Sì, ha un titolo, no, il titolo Hippo Traction Product. E abbiamo anche la targhetta fuori allo studio dell'avvocato Concettapetti, quindi se volete insomma andare, certo già c'è la targhetta, quindi sono informata di tutto, Capazzo. No, allora a parte gli scherzi, l'ho anche messa su Facebook, però Capazzo però tante cose non l'ha notato. Non ha notato, non niente. No, però il tassello che mancava, nel senso perché è importante questa cosa, perché in effetti si invitano le eccellenze affinché si accorgano dei talenti qui al Village, però a questo punto se ne accorgono o non se ne accorgono, noi da questo momento in poi operiamo in prima persona, quindi più chiaro di così non potevo essere. Esattamente, noi nel corso degli anni, ovviamente questi anni sono serviti anche per farci rendere conto di cosa mancava, di cosa necessitava, per far sì che un artista potesse provare da emergente a essere famoso, o comunque entrare insomma in un circuito che gli permettesse di poter provare a diventare una star. E cosa mancava? Mancavano dei progetti, cioè quando venivano questi discografici ospiti come Leopoldo Lombardi dicevano sì, carina la tizia, carina Tizio, Caio, Sempronio, però poi dopo se ne andavano perché noi non avevamo un progetto da poter presentare a una major, a un talent, anche perché a dei talent non si vanno, non ci si presenta così, ci si presenta con delle cover giuste, con un look oramai queste sono diciamo leggende sempre. metropolitane. Però da qui noi operiamo attivamente, quindi abbiamo bandito un concorso che come dicevo si chiama Hit Product, cioè alto prodotto numero 1, che questo concorso non terminerà con un solo vincitore. Leopoldo, attenzione, non è un caso che tu sei qui sul palco e non ci sono gli altri, perché gli altri già sono eruditi di tutto quello che accade, tu no. Quindi tu adesso avrai il compito arduo di segnalare una serie di persone, o meglio le più talentuose e pronte per un discorso discografico. Questo discorso discografico non ha come obiettivo quello di fare un CD, cioè noi non proponiamo un CD, ma proponiamo in primis un campus discografico con discografici di fama nazionale, cioè coloro che saranno selezionati potranno avere una serie di privilegi che qui elencherò ovviamente, dal momento che sono tanti e l'ora è quella che è, li leggerò così non trascuro nulla. Quali sono i punti? Il primo è campus in studio di registrazione con discografici di fama nazionale, cioè questi talenti selezionati potranno all'interno dello studio che si ospiterà, che è uno studio di Caserta, che è di Mimmo Cappuccio della Robin Hood Records, giusto? Che farei un applauso, che ha messo a disposizione lo studio. Perché non è la prima volta che lui comunque ci dà una mano, però questa esattamente, quindi prevederà questo campus che si svolgerà nel giorno prima dell'Academy, che è il giovedì o anche il venerdì a seconda delle disponibilità dell'artista. Oh grazie, mamma mia, che privilegio, addirittura Leopoldo Lombardi che mi fa da valletto, la regia, aspetta che vedi le cose mie private, ecco. Esatto, vabbè, tu comunque sei tenuto a segreto professionale, quindi non dirai nulla. Campus in studio di registrazione con discografici di fama nazionale, quindi coloro che sono stati selezionati andranno nello studio di Mimmo Cappuccio, dove troveranno i discografici di fama nazionale che li seguiranno nel corso del loro percorso discografico artistico.
provini per individuazioni inediti, quindi ci saranno dei provini, cioè non verranno dati degli inediti così a casaccio, ma ci saranno dei provini per affidare poi all'artista l'inedito più appropriato. Quindi provini per individuazioni inediti, realizzazione di 2 singoli, da qui quindi seguiranno la realizzazione di 2 singoli da proporre a Sanremo, ma anche a X Factor, perché ultimamente X Factor è aperto anche alle porte agli inediti, come avete ben visto. Poi distribuzione degli stessi su digitale, realizzazione video di un singolo, cartella presentazione artista contenente bio e foto. Quindi questo è il pacchetto, grazie Leopoldo, che noi offriremo a coloro che saranno selezionati dalla giuria, che sarà composta da Leopoldo Lombardi, Stefano Stenardi, Ciari Rapino e no, ma dico, potrebbe partire un piccolo applauso.